Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Margareta Buffa, originaria della Romania, per aver partecipato all'omicidio di Nicoletta Indelicato, 25enne, anche lei di origine romena, uccisa con 12 coltellate la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nelle campagne di Marsala. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un sequestro di beni per 28 milioni di euro ad un imprenditore tra i più importanti nel settore del trasporto di merci su strada. L'uomo è accusato tra le altre cose di aver emesso fatture false per milioni di euro e di bancarotta fraudolenta. Un detenuto di 67 anni, Giulio Rena, recluso nel carcere di Brucoli ad Augusta, è deceduto dopo essere entrato in sciopero della fame e della sete nello scorso dicembre. Condannato all'ergastolo, l'uomo protestava contro il fine pena mai dopo aver visto respinte diverse richieste di arresti domiciliari. Tutto pronto per l'inizio di Ispamed 2024, la conferenza internazionale che sarà ospitata dall'Università di Palermo tratterà temi attuali come la siccità, l'emergenza idrica, la biodiversità e la sostenibilità ambientale. Parteciperanno studiosi, ricercatori, professionisti e stakeholder provenienti da tutto il mondo. Infine l'atleta Jan Rose ha attraversato lo stretto di Messina su un nastro di 1,9 cm di larghezza sospeso a 250 metri di altezza. Lo slackline Restone ha percorso 3.600 metri in 2 ore e 57 minuti. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.